Il Monforte passa anche sul campo dell'Atletico Messina grazie alla doppietta di Assenzio e il gol di Isgro e si rilancia prepotentemente in classifica. I neroverdi di Cambria con carattere inanellano la seconda vittoria di fila in campionato e si mettono definitivamente alle spalle il momento poco brillante. Ospiti che ci provano subito, ma prima è Previti a smanacciare il cross di Bartuccio, poi Leo di testa manda fuori l'assist di Bartuccio, quindi ancora Leo dagli sviluppi di angolo conclude alto sopra la traversa ed infine Isgro col sinistro dal limite calcia centralmente sul portiere. L'Atletico prova a rispondere, lo fa con Signorino che sul più bello però viene chiuso in corner dal decisivo intervento di Trimboli. Biancoazzurri che insistono e reclamano la concessione di 2 rigori, il primo su Foti ed il secondo su Farina, ma in entrambe le situazioni l'arbitro dice di no. Il direttore di gara annulla poco dopo anche il vantaggio al Monforte siglato da Bartuccio per una posizione di fuorigioco di Dall'Oglio che disturba la visuale di Previti. E la ripresa torna a farsi vedere l'Atletico ed è Signorino l'uomo più pericoloso per i biancoazzurri, ma se nel primo tentativo il suo destro si perde alto sulla traversa, nel secondo invece la trasversale a negargli la gioia del gol. Poi però il Monforte torna a spingere dopo la zuccata di Errante che si perde larga non di molto, la botta di Bartuccio disinnescata in angolo da una strepitosa parata plastica di Previti che si ripete anche sul colpo di testa ravvicinato di Leo poco dopo. I neroverdi passano grazie al neo entrato Assenzio che fulmina Previti col sinistro spianando ai suoi la strada verso la vittoria e con tanto di esultanza polemica. L'esperto centrocampista classe 87 si ripete subito dopo quando raccoglie l'invito di Isgro e questa volta col destro fa 2-0 per i suoi, doppietta personale, terzo sigillo in campionato. Il 10 del Monforte è scatenato e qualche minuto più tardi cerca la tripletta, ma la sua conclusione centra in pieno la traversa. L'Atletico non ci sta e sul capovolgimento di fronte avrebbe la chance per riaprire la sfida, la Corte però è fermato dalla decisiva parata di Celona. Intervento importante del portiere neroverde, infatti il Monforte riesce successivamente a trovare il gol che chiude la sfida su calcio di rigore concesso dall'arbitro per un fallo su Isgro e che lo stesso numero 21 dal dischetto trasforma spiazzando il portiere Previti per il 3-0 del Monforte. Per Isgro invece la seconda rete in campionato. Neroverdi pericolosi anche con il neoentrato Rasai, il cui colpo di testa trova ancora i riflessi del portiere. Non è da meno il suo dirimpettaio Celona che si supera poco dopo sul sinistro di Di Natale, mentre la conclusione a colpo sicuro di Cuscinà è salvata sulla linea da Leo. Nel finale però il Monforte a sfiorare il poker con Cannistra che sull'invenzione di Assenzio centra il palo da posizione vantaggiosa. Il 3-0 finale consegna dunque al Monforte la seconda vittoria fuori casa e il punto numero 10 che proietta i neroverdi a metà classifica, mentre l'Atletico che incassa la terza sconfitta di fila, la seconda consecutiva in casa, rimane fermo a 4 punti in penultima posizione.